Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbe trasportato in territorio italiano altri extracomunitari a bordo di un'imbarcazione in vetroresina lunga 5 metri. Il natante proveniva dalla Tunisia. La Polizia di Stato ha fermato il tunisino 29enne Saber Bouzemita. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, l'uomo avrebbe condotto la barca per il trasporto dei migranti utilizzando una bussola e rifornendo il natante di carburante. L'attività degli agenti, condotta presso l'hotspot di Lampedusa, è partita in seguito allo sbarco di 12 extracomunitari avvenuto lo scorso 16 ottobre. Il tunisino fermato sarebbe il presunto scafista. Per lui, la Procura della Repubblica di Agrigento ha emesso un decreto di fermo eseguito dagli agenti di polizia. Gli uomini della squadra mobile hanno scortato il 29enne a bordo di una nave di linea a Porto Empedocle. Dopo le formalità di rito, lo stesso è stato portato al carcere di Agrigento. Il presunto scafista avrebbe agito in concorso con altri soggetti.